Buona domenica da Sicilia 24, le principali notizie. Sara Campanella uccisa con 5 coltellate e tornata nella sua Misil Mary, oggi la camera ardente, domani i funerali. La madre di Argentino ai carabinieri: mio figlio voleva uccidersi, sono andata a prenderlo a Messina. Palermo litiga con il padre per difendere la madre, lo accoltella, arrestato per tentato omicidio un ventenne di Carini. Crolla il tetto in un'abitazione e ferisce un uomo, tragedia sfiorata a Siracusa. I residenti avevano segnalato le carenze strutturali, ma il comune non è mai intervenuto. Sicilia Express, in appena un'ora venduti tutti i 560 biglietti del treno speciale per i siciliani che vogliono tornare a casa per le feste pasquali. Un viaggio attraverso 4 decenni di musica, incontri e successi, tutto raccontato in musica e parole da Luca Madonia. Calcio, il Palermo alle 15 ospita il Sassuolo per tentare la grande impresa. Dionisi ancora alle prese con qualche dubbio di formazione. Serie C, il big match Catania-Avellino, stasera al Massimino con le due squadre in grande forma. Toscano, siamo pronti, obiettivo salvezza per il Messina in trasferta, il Trapani vince 2-0 al Latina. Bentrovati ancora una volta, buona domenica. È arrivata nella sua Misil Mary Sara Campanella, la studentessa uccisa a coltellate a Messina da Stefano Argentino. Un corteo ha percorso le strade di Palermo, Villabate e infine Portella di Mare, la frazione di Misil Mary dove la ragazza viveva. Tanta la commozione e domani ci saranno i funerali e sarà lutto cittadino nelle province di Palermo e Messina. Tonino De Mana. È arrivata nella sua Misil Mary Sara Campanella, la sfortunata studentessa uccisa a Messina da Stefano Argentino. Un corteo ha percorso le strade di Palermo, Villabate e Portella di Mare, la frazione di Misil Mary dove la ragazza viveva. Lungo le strade, al passaggio della bara, tanta commozione, silenzio e lacrime. Domani sarà la giornata del dolore e del ricordo. Dopo il sindaco di Misil Mary e quello di Messina, anche il sindaco La Galla ha disposto il lutto cittadino nei comuni dell'area metropolitana di Palermo in memoria di Sara Campanella e di Laura Papadia, uccisa a Spoleto dal marito. Oggi, a partire dalle 10:30 a Misil Mary, sarà allestita la camera ardente per Sara, aperta ai cittadini nella chiesa delle Anime Sante in piazza Comitato. Domani alle 10:30 nella chiesa di San Giovanni Battista a Misil Mary sarà celebrato il funerale. Le indagini intanto proseguono e sembrano essere ad una svolta. La madre di Stefano Argentino, in compagnia del suo legale, l'avvocato Stefano Andolina, ha reso dichiarazioni spontanee ai carabinieri, a cui ha detto di essere stata lei a prendere il figlio a Messina e portarlo a Noto. Lunedì pomeriggio la donna ha raccontato di aver ricevuto la telefonata del figlio, una telefonata d'addio perché disperato voleva salutarla prima di uccidersi. La madre ha deciso quindi di partire per Messina insieme al marito, parlando al telefono con il figlio per evitare gesti estremi. Quindi solo poco prima di arrivare a Noto la confessione ai genitori. Qui la decisione di portarlo nel B&B di famiglia. La versione della madre è per non fare preoccupare l'altro figlio, il destinatario di quel biglietto che i carabinieri avevano ritrovato quella sera e che spiegava come Stefano dovesse andar via. A Messina invece i carabinieri hanno sequestrato la casa in cui viveva Argentino durante i periodi di lezioni ed esami. Al Policlinico di Messina è stata intanto effettuata l'autopsia sul corpo di Sara, un esame durato 3 ore che ha accertato come la ragazza abbia ricevuto 5 coltellate tra schiena e collo, una delle quali letale alla giugulare. La ragazza è morta per shock emorragico. Non si sa ancora però se il coltello utilizzato per uccidere Sara sia quello ritrovato nei pressi del luogo dell'aggressione, anche se gli inquirenti ne sembrano convinti. E dopo questo ennesimo femminicidio, manifestazioni si sono svolte a Palermo e Catania per dire no alla violenza sulle donne e ai femminicidi. Simona Mazzone. Per Sara, Ilaria e tutte le vittime di femminicidio continua a riunirsi in presidio il popolo siciliano che grida contro ogni tipo di violenza verso le donne. Dopo Messina, qui a Palermo, in piazza Politeama, dove tanti cittadini, donne e uomini, insieme a una delegazione di sinistra italiana e di fronte comunista, hanno manifestato il proprio dolore, la propria rabbia contro un sistema patriarcale che reagisce con la violenza al diritto di emancipazione e libertà delle donne. Basta le manifestazioni, presidi, non basta nemmeno più rumore, le grida, se poi il femminicidio viene sostenuto pure dal genere femminile perché vittima di patriarcale, della società patriarcale. Manifestazioni che vogliono svegliare le coscienze e tenere vivo il tema del femminicidio con la speranza di inasprire le leggi e le condanne per i colpevoli. Tra i manifestanti soprattutto giovani. Sentire queste cose in televisione o comunque nei giornali
personali mi fa ribrezzo, perché comunque le donne devono essere trattate da donne e non da oggetti. A Catania il corteo, partito da Piazza Stesicoro, indetto da Non Una Di Meno. E adesso a Carini, dove un giovane di 20 anni è stato arrestato dopo aver litigato con il padre, lo ha accoltellato. L'uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico al civico di Palermo, ma non è in pericolo di vita. Marco Gullà. Aggressioni e sangue. Continua la scia di violenza dopo il caso Trento, in cui un 19enne ha ucciso il padre per difendere la madre. Anche a Carini, nel palermitano, un giovane di 20 anni ha accoltellato il padre. Nel corso di una lite, il ragazzo ha accoltellato il papà di 44 anni, ora ricoverato all'ospedale civico di Palermo. È stato sottoposto a un intervento chirurgico e non sarebbe comunque in pericolo di vita. Il giovane avrebbe accoltellato il padre per difendere la madre nel corso di una lite tra i genitori. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, 44 anni, è stato colpito 2 volte alle scapole, colpi che gli hanno provocato danni ai polmoni. Ricoverato all'ospedale civico di Palermo, è stato sottoposto a intervento chirurgico. Pare che le liti in casa fossero continue. Il 20enne è stato arrestato. Sull'episodio indagano i carabinieri, che hanno già sentito sia la donna che il ragazzo per fare luce su cosa realmente è successo. A Palermo 2 poliziotti sono stati feriti a un posto di blocco in via San Lorenzo. Sono stati aggrediti da 2 ragazzi di 18 anni residenti nei quartieri Ceppa e Bocca di Falco. Uno degli agenti ha riportato la frattura al setto nasale e ha una prognosi di 21 giorni. L'altro ha ferito superficiali ed è stato medicato. Ai 2 giovani sono stati contestati reati di lesioni e resistenza al pubblico ufficiale. Tragedia sfiorata in un appartamento popolare di Mazzarona, a Siracusa, dove un uomo è stato colpito dai calcinacci crollati dal tetto. I residenti avevano segnalato questa carenza strutturale, ma il comune non è mai intervenuto. Francesco Aloi. Il piatto di pasta ancora sul tavolo, tutto qui è fermo a poco dopo mezzogiorno. L'intonaco del soffitto è venuto giù, colpendo un 54enne che stava per pranzare. Ad un certo punto il crollo. Sì, crollo. Tutta una volta è crollato il tetto addosso a mio marito. L'elisoccorso in Largo Russo, Rione Mazzarona, periferia nord-est di Siracusa. Adesso l'uomo è al trauma center del Cannizzaro di Catania con diverse fratture. Tutto è accaduto qui, al terzo piano di questa palazzina popolare, di proprietà del comune. Più volte i residenti hanno segnalato i pericoli, a loro dire inascoltati. Sono venuti, però poi non si è visto più nessuno. Sono venuti, hanno detto solo che fondi non ce ne sono. Ha più di 6 mesi che gli diciamo di sistemarci la casa popolare e io ho deciso di non pagarla più. Il boato è stato sentito da tutto il vicinato. Io ho sentito un boato fortissimo e pensavo che era la signora di sopra con i mobili, invece era il coinquilino del terzo piano. La paura per chi abita qui è tanta. Secondo loro, anche in altri appartamenti potrebbero esserci infiltrazioni d'acqua. Chiedo al sindaco che ci deve aiutare e tutelare a noi e ai bambini che ci sono in questa casa popolare, non che faccia le piste ciclabili e tutte quelle cose che non servono. Prima veniamo noi e i bambini. Adesso andiamo a Trapani, dove il nuovo direttore dell'azienda sanitaria Palazzolo ha firmato una delibera per individuare i responsabili dei clamorosi ritardi dei referti degli esami istologici di oltre 3.300 pazienti. Intanto i NAS hanno sentito Maria Cristina Gallo, la prima ad avere denunciato lo scandalo. Laura Spanò. Da via Mazzini, sede dell'ASP di Trapani, parte un'indagine per chiarire quello che viene definito il più grande scandalo sanitario degli ultimi anni. Il responsabile del servizio legale e contenziosi e quello delle risorse umane avranno 30 giorni di tempo per redigere un report sulle negligenze da portare al nuovo direttore generale pro tempore, Danilo Faro Palazzolo. La comunicazione di Palazzolo ha destato preoccupazione tra i medici dei reparti interessati. Nella delibera si mettono nero su bianco le conseguenze in cui potrebbero incorrere, incluso il licenziamento per giusta causa. A Mazzara invece sono arrivati i carabinieri del NAS per sentire Maria Cristina Gallo, la prima che ha denunciato il ritardo di 8 mesi nella consegna del suo referto istologico, che le ha confermato di essere affetta da un carcinoma al 4° stadio. Il NAS ha voluto conoscere dettagli, nomi dei medici che l'hanno seguita e di quelli che avevano in carico, i tessuti da analizzare, e si apprende che nel corso delle audizioni degli ispettori un chirurgo che ha operato in uno degli ospedali del
trapanese avrebbe fatto l'elenco dei suoi pazienti che non hanno ricevuto l'istologico in tempo e hanno sviluppato il cancro. 7 persone. Si indaga per il reato di colpa medica, al momento circoscritte a 3 denunce, ma la Procura di Trapani sta valutando di allargare il fascicolo al sistema provinciale. Stamane poi riunione straordinaria del Consiglio Comunale di Trapani sullo scandalo, si è aperta con un minuto di silenzio in memoria dell'infermiere Paolo Robino di Salemi, morto 10 giorni prima dell'arrivo di quel referto istologico. Una seduta che è servita a raccontare lo scandalo, la mancanza di medici e di quelli sottopagati che lavorano in condizioni estreme, ma anche cosa ci sta di buono nella sanità trapanese. Si avvicinano le feste pasquali e torna l'iniziativa del Sicilia Express. In un'ora sono stati venduti tutti i 560 biglietti per il treno speciale organizzato dalla Regione per tutti i siciliani residenti al centro e al nord Italia che vogliono tornare a casa per trascorrere appunto la Pasqua con i propri familiari. Lunedì in vendita per la soluzione treno-nave, sempre a costo contenuto, ci saranno altri biglietti. Veronica Barbarino. 560 biglietti andati sold out in un'ora dall'apertura delle vendite per il Sicilia Express, il treno speciale contro il caro voli organizzato dalla Regione per tutti i siciliani residenti al centro e al nord Italia che vogliono tornare a casa per le feste pasquali. Si dice entusiasta ancora una volta, dopo il successo di Natale, il presidente Renato Schifani, sottolineando l'efficacia dell'iniziativa. Vogliamo che i siciliani, ovunque si trovino, possano ricongiungersi con le loro famiglie durante le festività a costi contenuti, ha affermato. Quest'anno inoltre il Sicilia Express raddoppia grazie a una nuova soluzione intermodale. Questa opzione prevede un viaggio in treno da Torino con partenza il 17 aprile fino a Napoli, per poi proseguire dal porto del capoluogo campano via mare verso Palermo. I biglietti per questa soluzione intermodale treno-nave saranno disponibili per l'acquisto a partire dalle 12 di lunedì con prezzi a partire da €30. Visto il risultato, la Regione sta già lavorando per ripetere l'iniziativa anche per il ponte del 2 giugno. Adesso una breve pausa, poi parleremo di musica con Luca Madonia e anche di Catania, eletta come città dei giovani. A tra poco. Catania è stata eletta città dei giovani 2025. L'annuncio è stato dato a Roma nel corso dell'iniziativa ideata al Consiglio nazionale dei giovani. La città etnea è stata premiata per la valorizzazione delle competenze giovanili e la promozione dell'imprenditoria. Dunque ci sarà un anno in cui si svolgeranno molti eventi pubblici rivolto anche alla formazione dei giovani. Desiree Ferlito. E Catania la città italiana dei giovani 2025, un riconoscimento che premia il coraggio di investire nei giovani, l'energia, la creatività e la visione di una città giovane pronta ad ascoltare i giovani. L'annuncio è stato dato ieri a Roma nel corso della cerimonia ufficiale di proclamazione dell'iniziativa ideata dal Consiglio nazionale dei giovani. La città etnea ha battuto la concorrenza di Pisa e Torino, premiata per la valorizzazione delle competenze giovanili attraverso il dialogo tra istituzioni, impresa e territorio, promuovendo l'imprenditorialità, l'inclusione sociale e la trasformazione digitale mediante la creazione di hub tecnologici. Piena soddisfazione del sindaco Trantino e della sua giunta. Questo premio si innesta in una serie di iniziative della giunta Trantino e della nostra amministrazione che partono proprio dai giovani, e il nostro obiettivo è chiaramente quello di valorizzare le risorse esistenti già nel nostro territorio per evitare la fuga di cervelli e quindi evitare che i nostri ragazzi siano sempre proiettati a dover andare via dal nostro territorio, quindi al nord o addirittura all'estero, e fare in modo invece che possano trovare opportunità lavorative, opportunità di sviluppo nel nostro territorio. Questo titolo rappresenta un'opportunità concreta per trasformare la città in spazi di cittadinanza attiva, dove le nuove generazioni possono contribuire con idee, competenze e visioni alla costruzione di comunità più coese, inclusive e innovative. Catania nel corso del 2025 sarà protagonista di un anno di progettualità condivisa, eventi pubblici, percorsi di formazione e partecipazione civica rivolta ai giovani. Un viaggio attraverso 4 decenni di musica, incontri e successi, tutto raccontato in musica e parole da Luca Madonia al Teatro Garibaldi di Modica il prossimo 11 aprile. Eva Spampinato. Se nella vita cerchiamo qualcuno
Dai de nuovo alla carriera solista, 40 anni di storia della musica che si intrecciano con la vita personale di un gentleman della canzone italiana. Storia, racconterò più di 40 anni di musica con Denis Marina alle chitarre, Amar Scamarda al basso, una versione più acustica di presentare le canzoni, e passerò dalle ultime cose, torno indietro e de nuovo, e l'incontro con colleghi con cui ho appunto. Io sono contento di vederli contenti, perché vedo la mia generazione, chi mi ha seguito, anche ragazzi più giovani, che vogliono sentire come nasce una canzone, perché nasce, come ho conosciuto tale artista o quell'altro, ed è un modo anche di sdrammatizzare, ironizzare su tutti questi anni in musica. Potremmo andare insieme al mare, seguire il volo di un gabbiano, ci porterebbe anche lontano dalle nostre ipocrisie, dalle nostre ipocondrie. Adesso una breve pausa e poi l'ampia pagina dedicata al calcio con tutti gli impegni del pomeriggio e della sera. A tra poco. Eccoci al calcio, alle 15 al Barbera Palermo-Sassuolo. Dionisi chiede un'impresa, i suoi neroverdi sono ormai virtualmente in Serie A. Dionisi potrebbe confermare la stessa formazione che ha vinto a Salerno. Marco Gulla. È il giorno di Palermo-Sassuolo e Alessio Dionisi ritrova il suo passato. Arriva la partita più difficile per la squadra rosanero contro la corazzata neroverde. Non sarà facile fare punti. Alle 15 al Barbera servirà una vera impresa. Non concedere a una squadra come Sassuolo è impossibile, ma non concedere in Serie B è impossibile. Dobbiamo concedere il meno possibile di squadra, perché individualmente i ragazzi fanno il massimo come volontà, ma di squadra però dal punto di vista difensivo e offensivo possiamo essere una squadra ancora più applicata, mantenendo le distanze. Dionisi dovrebbe confermare l'11 che ha vinto sul campo della Salernitana, anche se in stagione ha raramente seguito il principio della squadra che vince non si cambia. Verre torna dalla squalifica e potrebbe rappresentare l'unica novità rispetto all'ultima gara, ma sono ancora in corso alcune valutazioni. Eventualmente potrebbe essere confermato Segre assieme a Brunori, trequartista, e poi Poyampalo. Domani dovremmo essere bravi per ripeterci, perché potrebbe darsi che la partita possa essere un po' più come il secondo tempo, e dentro al secondo tempo noi dovremmo mantenere la nostra identità e dovremmo essere bravi, perché vediamo sicuramente una partita fatta bene, con un risultato positivo, ma è molto poco per quello che vogliamo. Al Barbera circa 23.000 spettatori. Il Sassuolo, vincendo, potrebbe matematicamente festeggiare la Serie A, Spezia permettendo. E in Serie C il Catania va all'assalto della capolista Avellino, si rivedono Inglese e Dalmonte, pubblico delle grandi occasioni al Massimino. L'appuntamento è questa sera su Telecolor a partire dalle 19. Tonino De Mana. Catania-Avellino è una sfida che non ha bisogno di presentazioni per il blasone delle due squadre e per quello che stanno facendo, soprattutto nel girone di ritorno. Si riempie il Massimino, che stasera farà registrare il pubblico delle grandi occasioni. Dopo 8 risultati utili consecutivi, il Catania, quinto, affronta l'Avellino, reduce da 7 vittorie di fila che, complici le esclusioni di Turris e Taranto, è balzato in testa al campionato. Irpini, quindi, che puntano alla promozione diretta, Etnei che invece vanno a caccia dei 3 punti per migliorare la posizione nella griglia dei playoff, con l'obiettivo di giocarli al meglio e possibilmente recuperando gli infortunati di lungo corso. Di solito si fanno frasi fatte, frasi di circostanze, lo dice che queste partite si preparano da sole, no? Queste partite si preparano, le prepariamo noi, con la squadra, con l'attenzione, con la concentrazione, studiando bene la strategia di gara che vogliamo adottare, l'avversario, i pregi e difetti, e siamo pronti per affrontarli. Si rivedono Inglese e Dalmonte, entrambi convocati ma che dovranno essere gestiti per evitare ricadute. La difesa potrà contare sul rientro di Di Gennaro. Quaini potrebbe avere la meglio su De Rosa a centrocampo, mentre in attacco De Paoli e Montalto si contendono una maglia con Gimenez e Lunetta alle spalle. Chi non sarà tra gli oltre 17.000 del Massimino potrà seguire la partita su Telecolor con diretta stadio, collegamenti dalle 19, più di 3 ore live fino alle interviste ai protagonisti, differita integrale di Catania-Avellino in esclusiva lunedì alle 22:15 dopo corner.
E con la vittoria di Latina si è interrotta la serie di 6 sconfitte consecutive del Trapani, mentre per quanto riguarda il Messina l'impegno a Potenza oggi contro il Sorrento. Sergio Colosi. Salvezza certificata e nuove chance di play-off. 40 giorni dopo e con Aronica in panchina, il Trapani ha ritrovato a Latina il sapore del successo con effetti immediati. 3 punti che mancavano dal derby di Messina del 24 febbraio, cui sono seguite 6 sconfitte di fila, per nulla digerite da Antonini. Si riparte dai 35 punti in classifica e da nuove certezze. Una su tutte Zach Ruggero, che è entrato nella ripresa. Al 90° ha firmato l'assist per il vantaggio di Reich, altro inserimento dalla panchina, prima di raddoppiare nel terzo minuto di recupero. In una gara per lunghi tratti equilibrata, con la traversa di Sabatino, unico episodio del primo tempo, ha pesato il rosso a Dilivio. Aronica cerca il miglior Anatriello e una maggiore solidità difensiva in un finale di stagione che vedrà il Trapani ospitare Altamura e Casertana e viaggiare in direzione Benevento. 3 assenti nel Messina oggi pomeriggio a Potenza contro il Sorrento, lo squalificato Buchel e gli infortunati Averi e Morichelli. Serve continuità ai giallorossi dopo gli ultimi 2 successi per non staccarsi dalla Casertana e puntare al play-out, che però potrebbe essere vanificato dall'immobilismo societario. Lutto al braccio e fiori nel settore ospiti in ricordo di Sara Campanella, rientra dell'Aquila e arretra Pedicillo. Bene, ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona domenica, vi lascio alla rassegna stampa.